40 le violazioni contestate dai finanzieri del Comando Provinciale di Padova nel mese di agosto durante i controlli sui prezzi del carburante. Questo è il risultato delle ispezioni fatte nei primi 20 giorni del mese per monitorare l'andamento dei prezzi dei combustibili in provincia di Padova. 13 gli interventi, 2 sulla rete autostradale e 11 negli impianti attivi sulle altre strade. 40 le violazioni, dicevamo, 6 per mancata esposizione del prezzo medio o difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati e 34 perché non è stato rispettato l'obbligo di comunicazione all'osservaprezzi carburanti istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il totale delle contestazioni va da un minimo di 8.100 euro ad un massimo di 82.000 euro. I benzinai, attraverso il periodico aggiornamento del portale Osserva Prezzi Carburanti, sono tenuti a comunicare i prezzi praticati, i quali devono anche essere visibili dai consumatori, unitamente all'indicazione del prezzo medio determinato su base regionale per gli impianti di distribuzione attivi sulla rete stradale ordinaria e su base nazionale nei punti di riferimento situati in ambito autostradale.